Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Acquisti di maggio e giugno e si parte a bomba. Chiudo con Football Manager 26. Dal 94 al 26, tutti scatolati. Scudetto barra Football Manager. Mamma mia se godo. Eccoli qua. Quelli storici, eccoli qua. E poi raga qua abbiamo il 2002-2003 che lo tengo qua perché è storico per me. Eccoci qua. Bene, perfetto. Football Manager chiusi. Andiamo avanti. Due veramente recuperi gasanti, come si suol dire. Due Blu-ray. 5 Samurai parte 1, 5 Samurai parte 2. Na 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 na. I 5 Samurai. È un cartone che ho amato, non so, tutti giocate voi in metallo, lasciamo perdere. Stupendi in Blu-ray, godo. Poi andiamo con Magic the Gathering. Secrets of Strix 7 Bundle e godo. E poi abbiamo buste di gioco e si rigode ancora di più. Poi abbiamo, ragazzi, Venezia Comics orribile. Ho trovato solo EA Sport Fire Night Round 3 per PSP. Tenuto, non mi è preso a niente, però tenuto non benissimo. E questo che l'ho preso, ce l'avevo già per Sega Mega Drive, preso anche per SNES, scatolato a pochissimo, 20 euro. World Cup USA 94. E godo. E poi chiudiamo questo primo segmento con il CD di Michael, dopo il vinile, ho preso il CD e anche ovviamente la cassetta per fine maggio, mi godo anche quella. Film strepitoso. Raga, partiamo tranquilli, però con un bel godimento cubendiano. Ragazzi, acquisti di maggio e giugno. Cioè, ecco, partono, diciamo, tranquilli, ma ci sarà una bomba per giugno. No devastante, de più. Un po' costosa, ma iconica per il Cume. A livelli massimi, proprio a livelli devastanti. Non vedo l'ora. Ci sarà anche un unboxing proprio di tutto, perché non vedo l'ora. Possiamo... Piccolo spoiler? Assolutamente no. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di maggio e giugno. Jackson 5 Icon o Icon, lasciavo la scelta. Bellissimo, un vinile blu con tutti i più grandi successi dei Jackson 5. E si gode. Acquisto comendiano, una variante bellissima, con il bacio iconico fatto in, insomma, non proprio uguale a quello del film, però comunque la posa è quella. Fantastico, Mary Jane, Spider-Man, e si gode. Qua invece ragazzi abbiamo Invincible nella versione base, diciamo con tutti i colori, lo sapete, però ce l'avevo già quello bianco, ma ormai bruciato il CD, tipo saltava, tipo usurato nel 2001-2002. Quindi me lo sono ripreso a 9 euro, che almeno ce l'ho anche diciamo a posto, quindi ehm, con tutte le tracce perfette, senza salti e casini, perché ripeto è strisciato in maniera folle l'Invincible preso nel 2001. E niente, quindi lo aggiungevo qua ai 4 colori iconici. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di maggio e giugno. E cominciamo con un acquisto particolare. Io ho già ho la versione 98-99, comprata ancora all'epoca, però è una M e senza nome. Sono riuscito a trovare, diciamo, fatta molto molto bene. La maglietta 98-99, eccola qua che è una bellezza sconvolgente, con Recoba 11, dai, ci sta, chiaramente ho preso una taglia gigante perché sono tutte taglie minuscole queste, però te la godi così anche una versione appunto con Recoba ormai, cioè diciamo quella ufficiale e la trovi, ce ne sono due a prezzi 1000 euro, 2000 euro, chiaramente senza senso, eccola qua, e te la godi. Andiamo avanti ragazzi, qui abbiamo il gift bundle di Strix 7 e questo ce lo spariamo in un unboxing perché è molto molto bello. Abbiamo delle promo, poi abbiamo le buste ovviamente, 6 buste normali, 2 collector booster, le terre foil e il dadone figo. E te lo godi, questo è veramente fatto da Dio. Ok, abbiamo 2 vinili in edizione limitata. Spandau Ballet,
once more, in un inglese di padrelingua, scusate raga. Un'edizione limitata a 4.662, adesso non so, sono 5.000 credo, quanti sono, non lo so, comunque insomma 5.000 pezzi sono comunque tanti, vinile gold e te lo godi. E poi chiudiamo con questa limited di 40 anni di Sledgehammer. Anche questa la pronuncia, ragazzi, è qualcosa di afrodisiaco, bellissimo, un picture che te lo godi. Poi andiamo avanti, abbiamo un po' di variant. Fantasy 4 Disney, sapete che insomma tutto quello che è Marvel più Disney me lo godo. Fantasy 4 Disney. Poi questa è quella di Spider-Man con Mary Jane qua, bellissima, però senza le scritte, quindi diciamo una variant appunto senza la scritta di Amazing Spider-Man, molto bella. Qua abbiamo il buon Iron Man e te lo godi. Qua abbiamo Doom, questo cosa combina qua? Norimberga sotto destino e godi. Qua abbiamo Stoccarda sotto destino, amo queste varianti di destino con le città. Qua abbiamo Catania sotto assedio e saluto la popetta. E qua abbiamo, la più bella secondo me, Napoli sotto assedio, così, i quartieri spagnoli, cioè godi a cannone. Poi abbiamo un film, questo non lo sono visto su Sky, ho preso subito il Blu-ray 7 euro, film stupendo, molto glorificato, ma un grande, a mio parere, Ennio Doris. Eccolo qua. E l'ho recuperato. Limited Edition Assassin's Creed Shadow. Mi mancava la collezione degli Assassin's Creed, che ce li ho tutti e godo. Raga, chiudiamo con la panoramica. Segmento comendiano molto buono, ma il pezzo da 90 non manca tanto, raga, veramente un qualcosa che sto aspettando da mesi. Raga, sotto il Comune della Veneziano ci becchiamo con il prossimo segmento di maggio e giugno. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di maggio e giugno. Forza Horizon 6 per Xbox Series X e si gode solo qua appena installato e vediamo. Dopo Horizon 6 una bella variant molto sexy, Mary Jane, a dominare perché è sempre lei. The Amazing Spider-Man, piccolo segmento, beh, molto molto esaltante. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti comendiani di maggio e giugno. Siamo in questa posizione qua adesso, così per mostrare anche un altro lato dello studio, anche se tra poco, raga, cominciano i lavori per i pavimenti, quindi ci saranno molti cambiamenti anche nello studio comendiano. Cominciamo con questo qua, sono in attesa del bombone di 007, però intanto ci siamo pigliati questo, mostriamolo in tutto il suo splendore. Sapete quanto sono appassionato di 007. E qua abbiamo un joypad che dire afrodisiaco e dir poco. Guarda che roba, meraviglioso, in colorazione gold. Buono. Poi abbiamo un po' di Michele 1 e Michele 2, la cassetta bellissima. Questo è un bel segmento, ragazzi, un segmento eccitante. Poi ce l'ho per il PC, ma l'ho preso anche per PlayStation perché lo volevo scatolato in versione console. The Bus, bellissimo, The Bus, come volete voi. Lo consiglio assolutamente, stupendo. E poi chiudiamo con 3 variant molto previsibili. Variant 1. Questo è qualcosa di meraviglioso. Variant 2. E anche questa, variant 3, molto molto sexy. Bene, 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 raga, un segmento che mi gasa. Però, ripeto, il fiore all'occhiello è questo. Cacao meraviglioso, bellissimo. Ciao! Il lavoro dei pavimenti slitta a settembre, aveva fatto un'idea del nuovo studio con una predisposizione diversa. Ho spostato delle cose, stiamo a vedere molto veloce comunque. Eccoci qua, sullo stereo l'ho messo basso, qua ho messo le 2 bacheche che ci sta
così ho guadagnato spazio per mettere, appunto, ho tolto una scrivania, ho messo la postazione retro finalmente in studio, e qua manteniamo questa con qua tutto uguale ovviamente. E niente raga, ho fatto così, ho guadagnato tanto spazio, adesso lo studio sembra molto molto più grande, però ho messo cose più appropriate e si gode. Adesso andiamo con gli acquisti di maggio e giugno. Vai raga, andiamo, cominciamo con 3 fumettoni. Spider-Man 94 con una Mary Jane meravigliosa. Per il ciclo Marvel Disney Fantastici 4, sempre stupende. E qua il buon Scott Campbell, l'idolo della Sud, che come disegna lui le donne non le disegna nessuno. Fantastiche. Poi Terminator 2D, no fate, perché non è no fate, ma no fate, ovviamente. E te la stragodi, con però con la Collector's Edition. Non se riusciamo ad aprirla senza distruggere qualcosa. Oh, bravo. Bravo sto qua. Ma anche chiaramente la pelle una collector devastante, ma lasciamo perdere, spiegherò. Qua abbiamo, cazzo abbiamo qua? Ah, qua abbiamo la Steelbook. Eccoci qua. Di una bellezza quasi imbarazzante. Poi abbiamo Cyberdyne System Warning Spoilers Inside. Mamma mia, un inglese chiaramente perfetto. Qua abbiamo qualcosa, non lo so, lasciamo così. No, qua abbiamo, questa è una chicca di un'atrocità cosmica. No, vabbè, ciao, al contrario, ovviamente va bene. Bellissimo. E chiudiamo con, ragazzi, è pesantissimo, qualcosa di devastante. Bella, ho speso 70 euro. Superb. Chiudiamo questo segmento con un joypad limited edition di Forza Horizon 6, molto bello, te lo godi a cannone. Comunque così raga, andiamo avanti con gli acquisti comendiali di maggio e giugno. Qua abbiamo DVD, collana Formula 1, è uscita metà anni 2000, tipo 2006 mi sembra, tutti quanti a 15 euro. Eccola qua, la grande avventura della Formula 1, e si gode. Consiglio assolutamente, su eBay a 15-20 euro si trova. E poi abbiamo qua, proprio per la pazzia comendiana, Pink Floyd Hey Trucks CD. Pink Floyd Hey Trucks vinile blu. Pink Floyd Hey Trucks vinile normale. Con i Pink Floyd, lo sapete, sono un, tra virgolette, un completista, cioè voglio tutto. Qua piccoli cambiamenti, che non bisogna che la stampante, che non bisogna una stampante così per stampare documenti, però ho tolto diciamo, il bachecone, perché ho fatto appunto, sto preparando il tutto per i lavori di settembre. Anche qua, queste cose qua, queste due scatole, le Formula 1, sarà proprio un cambiamento importante. Infatti adesso lo studio è così. Già fatto vedere, ma mostriamo ancora. E qua invece però è provvisorio, ho fatto così, ho messo qua il computer, diciamo, il computer Retro XP, eccolo qua. Qua abbiamo diciamo, la scrivania dello studio con il PC secondario, PlayStation 3, Xbox 360 e quindi e Sky, perché così Sky non tengo più in studio. Qua appunto abbiamo il computer, poi qua ho fatto, qua ci sono CD, altre robe, ho messo qua diciamo la torretta dei CD, e qua abbiamo, che sta anche molto bene, la bacheca con tutte le colonne sonore e le steelbook e un po' di Blu-ray, che le colonne sonore sono una delle mie collezioni proprio più importanti, nel senso ci tengo tantissimo, perché le colonne sonore per certi versi mi gasano più dei film, cioè la colonna sonora è qualcosa che va al di là. E niente raga, sotto il comandone ci becchiamo
Io sono in attesa del segmento decisivo che purtroppo ora mi stanno girando i maroni. No comment. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, continuiamo il segmento comandiano con una collector pazzesca secondo me, che non ho preso all'epoca purtroppo, però la cosa incredibile è che non è la versione europea ma quella americana, perché a un prezzo stracciatissimo ho preso la versione americana che è uguale, però questo non di plastica, in latta diciamo, se non so. Comunque raga, questo lo volevo assolutamente, il buon Ezio, che adesso lo andiamo a piazzare anche, ciao caro, ciao caro. E poi, aspetta per non fare danni, datemi un secondo raga. Questo anche è il nuovo layout dello studio, andiamo a vedere cosa contiene la collector. Ma che bella che c'è, troppo una figata, dai, non potevo lasciarla là. L'ho partito per prendere la white normale, però poi ho visto questa e ciao. Abbassiamo un attimo qua. Buono. E abbiamo ovviamente l'art, The Heart of Assassin's Creed 2, che rimane il gioco più bello della storia. Eccolo qua, bello come il sole di giorno. E chiaramente il gioco celofanato, che lasciamo così, tanto ce l'ho già in 1000 versioni, quindi ecco, perfetto raga. Ecco la statua che va a dominare la scena. Ecco qua ragazzi, in tutto il suo splendore. Te la godi. Ora quanto sembra lo studio, sembra 10 volte più grande, cacchio. Eccolo qua, Ezio, bello fiero. Adesso ragazzi sto aspettando il bombone, speriamo per metà giugno, per fine giugno, perché sono stra incazzato. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di maggio e giugno, andiamo veloci perché ho già fatto comunque un unboxing. È arrivato il bombone, eccolo qua finalmente, dopo mesi, cioè dopo mesi, dopo 2 settimane, però purtroppo non per PlayStation 5 ma per Xbox Serie X. E... eccolo qua, First Light Legacy Edition. È veramente tanta roba. Salutiamo anche il joystick. Qua abbiamo il capolavoro, questo è veramente una... costa parecchio, però questo vale tutto. Per un appassionato di 007 vale veramente tutto. Ok, qua andiamo nel bachecotto e qua ho messo la Steelbook. Eccola qua, che è bella, però la lascio qua insieme a Gran Turismo, a Luigi Mansion e tutte queste robine qua. Eccoci qua. Le Steelbook sono belle, ma non... cioè, piacciono il giusto, ecco. Poi qua andiamo avanti. Non vedo l'ora di cominciare i lavori, ragazzi. Qua devo smontare tutto anche qua, a parte il bacheco, tutte le bacheche qua, queste le lascio e mi tagliano in modo che non si veda la differenza del pavimento, però non posso togliere anche quelle, se no alla fine. Abbiamo due variant 1 bellissima, questa di Spider-Man è qualcosa di afrodisiaco. Poi abbiamo questa di Iron Man, c'è la patata, quindi quando c'è la patata noi compriamo, variant. E questo, la Veneta di Sith, una delle colonne sonore più belle di Star Wars, con una copertina iconica, 20 anni, si gode. Vinile di Star Wars. Buono raga, gli acquisti di giugno sono quasi finiti, c'è ancora una mini bombetta, ma insomma il più andato è stata una bella botta. Alla prossima, ciao! Raga, ultimo segmento degli acquisti di maggio e giugno. Ragazzi, ormai sto collezionando anche joypad tra Xbox e PlayStation. Non so, la povertà è ormai non dietro l'angolo, ma a 1 millimetro, quel classico millimetro cubendiano. Eccolo qua. Limited Edition Astrobot. Mamma mia, bello come il sole di notte. Andiamo ad aprire tutto, già aperto ovviamente, per non fare figure barbine. Ovviamente la scatola la teniamo, perché ormai ho buttato, ve lo giuro ragazzi, ho buttato via tantissime scatole, però non tutte, perché certe scatole mi gasano troppo. Comunque un semplice Joycats, eccolo qua. Joycats, Astrobot, molto bello, molto bello. Molto figo, molto erotico, se così si può dire. E ci sta. E andiamo a chiudere un mese di giugno e di maggio e giugno molto molto importante. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ci becchiamo con gli acquisti di luglio e agosto. Anche per luglio e agosto sono previste un po' di bombette, tra cui non lo so, non lo posso dire, non posso aggiungere niente adesso. Solamente grazie a tutti e un saluto dal comandante veneziano. Ciao!